rispetto delle prerogative dei gruppi di minoranza, consiglierebbe una consegna, una messa a disposizione dei documenti con un tempo congruo, con un anticipo congruo rispetto al Consiglio Comunale. Fatta questa premessa, allora ci riserviamo di esprimere alcune osservazioni in generale sul documento di piano quando arriveremo al voto finale. Voglio però, prima di affrontare la discussione sulle singole osservazioni, quindi sulle singole contribuzioni, porre un paio di domande al sindaco nella sua veste per le sue deleghe, per le deleghe che ha mantenuto a sé rispetto all'urbanistica. Allora chiedo, al di là di quello che si può leggere nella delibera, che la delibera è un documento molto burocratico dal quale poco traspare, chiedo quali sono gli obiettivi che si prefigge l'amministrazione nel portare in approvazione questo documento di piano, con particolare riferimento all'ambito lagunare che, come sappiamo, è la porzione di territorio comunale che possiede i maggiori valori dal punto di vista paesaggistico, ambientale, ma anche storico-culturale, e rispetto ai quali valori il tema della nautica, ben inteso la nautica da diporto, quindi la nautica di piccola taglia, comunque può, se non ben regolamentata, lo si è visto in questi anni, può esprimere la nautica una pressione nei confronti di questo patrimonio che può nel lungo periodo anche determinare dei degradi, un impoverimento, delle perturbazioni comunque che creano dei disturbi. Quindi la domanda è: con questo piano quali obiettivi e quali quindi aspettative si possono avere una volta che il piano è entrato a regime? Ci è stato anche spiegato in commissione che l'attuazione del piano, per l'attuazione del piano non è sufficiente la sua approvazione, ma occorre attendere l'approvazione di un regolamento specifico dedicato appunto al tema della gestione degli spazi acquei interni, e quindi approfitto per chiedere se a che punto è la predisposizione di questo regolamento, e quindi la somma tra i due, la variante P dedicata agli spazi acquei più il regolamento che ancora non conosciamo e che ci verrà, speriamo, presentato a breve, la somma di questi due provvedimenti quale scenario può determinare una volta entrati a regime, con particolare riferimento, ripeto, all'ambito delle acque, dei canali all'interno delle acque lagunari. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Lascio la parola al sindaco. Allora, confermo che non è questo un provvedimento finale, nel senso che questa è la pianificazione generale delle acque interne, quelle pubbliche interne, perché quelle private darsene e poi per scareccio la pianificazione segue altri criteri. Quindi questa delibera di oggi andrà ad associarsi a una delibera, credo, del prossimo Consiglio Comunale, che porterà in approvazione il regolamento, che di fatto è pronto e sta aspettando solamente un beneplácito da parte della Regione, affinché poi non abbiamo sorprese che la Regione ci imponga delle modifiche e dobbiamo tornare al Consiglio per approvare con delle modificazioni. I due corpi normativi, la pianificazione da un lato e il regolamento, consentono poi all'organo collegiale di approvare i bandi per l'assegnazione dei posti secondo i criteri che saranno indicati nel regolamento stesso, quindi sarà oggetto di discussione in Consiglio Comunale prossimo, mi auguro. Riguardo, l'idea non è quella di, dopo aver pianificato a livello generale, di rispettare delle procedure di evidenza pubblica su tutto il territorio lagunare, perché questo
Da un lato aprirebbe scenari difficilmente gestibili da parte degli uffici delle amministrazioni comunali che sarebbero appesantiti e aggravati e non sarebbero in grado probabilmente di affrontare e di istruire tutte le singole richieste, per cui l'idea è quella di, una volta approvato il regolamento del Consiglio Comunale, bandire a step per territori secondo una valutazione che sarà fatta. Questa appunto oggi è la pianificazione, stiamo parlando di un'area che prevalentemente è un'area, un sito di interesse comunitario, una zona di protezione speciale e quindi l'attenzione sarà massima anche a livello di pianificativo, esecuzione poi concreta di come abbiamo pianificato, e sarà massima anche proprio nel predisporre le norme che, ripeto, sono pronte, di quello che è il regolamento, sia in ordine a quelli che saranno i soggetti che potranno avere titolo, sia in ordine alla conformazione delle strutture, e sia in ordine all'utilizzo dei materiali che devono essere assolutamente compatibili con una zona ad elevata protezione. Non so se ho risposto, se c'era qualcos'altro. Rispetto alla nautica, molto probabilmente, io credo che la nautica sia comunque un segmento turistico di grande valore, ma qui stiamo parlando però di spazi acque interni sui quali il Comune di Caore, la comunità di Caore, è titolare di diritti di pesca, e quindi il taglio politico che si vuole dare è assolutamente compatibile con la nostra tradizione. Grazie, ci sono altri interventi? Prego, capogruppo Favaro. Un chiarimento sull'ordine dei lavori. I gruppi consigliari, o meglio i singoli consiglieri, hanno la possibilità di... Quanti interventi hanno a disposizione per ogni singola osservazione? Cioè, consideriamo ogni singolo voto come se fosse una delibera a sé, quindi l'intervento, i due interventi, diciamo... Sì, se ha delle osservazioni sulle singole contribuzioni, dà i suoi interventi. Okay, grazie. Possiamo quindi procedere alla votazione, eventualmente alle osservazioni delle singole contribuzioni? Sì. Ok, allora. Numero 1, osservazione di Padronetto Massimo e Padronetto Federico. Ci sono interventi? No. Voti favorevoli? Scusi. Sì. Se ci può essere illustrata l'osservazione, la contribuzione. Lascio la parola al sindaco. Ovviamente ho una illustrazione sintetica, ben riportata peraltro nell'allegato che è a vostra disposizione. Pedramento Massimo e Pedramento Federico protocollano 15 luglio 2014 il 5 maggio 2016, leggo la sintesi della richiesta. Le ditte, oggi concessionarie di uno spazio acqueo lungo il fiume Livenza per imbarcazione da pesca, del quale richiederanno il rinnovo al genio civile con modifica, osservano che il piano degli spazi acquei non fa distinzione tra nautica da diporto, attività turistico-balneare e attività peschereccia professionale, attività quest'ultima con esigenze diverse dal normale approdo di piccole imbarcazioni. Do lettura di quella che è la contribuzione che vogliamo portare in approvazione. La richiesta non è accoglibile in quanto la variante del piano degli interventi deliberatamente non distingue la tipologia dell'imbarcazione a uso professionale da quella a uso diportuale. Tuttavia le norme e gli apparati tecnici della variante contemplano l'opportunità di adattare dimensionalmente gli spazi acquei alle necessità specifiche evidenziate dall'osservazione, in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.3.1 dell'allegato numero 1, repertorio degli approdi e delle cavane. Pertanto si propone di respingere l'osservazione. Il capogruppo Favaro. Mi sono dimenticata di dire che se qualcuno deve sentarsi doveva farlo già da prima. Ok, prego. Allora, questa osservazione, a nostro avviso, mette un po' il dito nella piaga, nel senso che va a individuare quello che è uno dei principali difetti del piano, o comunque carenze del piano. Il piano individua nei vari ambiti
delle acque interne, individua la dotazione di approdi, di cavane e poi eventualmente anche nei bilanci da pesca, ma questo tema del bilancio da pesca è un tema che compare in maniera marginale, principalmente approdi e cavane, senza definire, senza distinguere la tipologia delle imbarcazioni cui sono destinati questi posti barca, ma semplicemente definendo la geometria di questi, l'organizzazione geometrica, spaziale, fisica di questi approdi o delle cavane in termini di, non so, posti paralleli rispetto alla riva, posti perpendicolari rispetto alla riva, con pontile, senza pontile, eccetera. E questo è un aspetto importante. Tuttavia, riteniamo che sia altrettanto importante individuare la destinazione di questi posti barca, in funzione ad esempio delle caratteristiche ambientali, in funzione della situazione che troviamo nell'immediato retroterra affacciato sullo specchio d'acqua, in termini di viabilità, in termini di dotazione di parcheggi, anche tenendo conto ad esempio delle esigenze di alcune categorie professionali, alcune categorie produttive, come è il caso di questa osservazione che si riferisce ai posti barca lungo il tratto terminale del fiume di Venza, dove sappiamo che a ponte delle Bilance verso la foce, sulla riva sinistra, troviamo ormai da diversi anni, trovano ormeggio i pescherecci, in particolare dei gongolari. Quindi crediamo che sia importante, un piano, se deve normare e regolamentare gli specchi d'acque, dovrebbe porsi l'interrogativo: quale tipologia di imbarcazione è adatta in funzione del tipo di canale, fiume o contesto ambientale in cui vado a collocare questo posto barca? Il piano non entra nel merito della destinazione, della tipologia della barca, se sia barca a motore, barca a remi, barca a vela, nautica tradizionale o nautica non tradizionale, nautica legata a qualche attività professionale oppure semplicemente legata al tempo libero. Pensiamo che invece il piano avrebbe dovuto porsi questo problema e entrare nel merito, regolamentare. Lo vedremo anche nelle prossime osservazioni, ritorna spesso questo tema. Per questo motivo noi non riteniamo di condividere la controdeduzione, quindi esprimeremo voto contrario. Altri interventi? No, procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 10, contrari 2, astenuti 2. Il Consiglio approva. Numero 2, osservazione di Bozza Alessandro. Ricordo chi deve sentarsi di assentarsi. Ci sono interventi? No? Ah sì, ok. Bozza Alessandro presenta l'osservazione in data 5 maggio 2016 acquisita al protocollo 15.217. L'osservante, oggi titolare di una concessione demaniale con sovrastante Casone, località Falconera, chiede di ricomprendere e individuare 2 ambiti sul canale di Cesolo, una per ormeggio unità peschereccia e una per la ricostruzione di una cavanna, in fronte alla concessione demaniale citata, quale area utile per lo svolgimento di attività titolistiche esercitate dal medesimo richiedente. La controdeduzione. Premesso che la variante del piano di interventi non regola le attività di titurismo, l'osservazione non dà luogo a procedere, poiché quanto richiesto è già consentito dalla normativa tecnica della variante stessa, che contempla specifiche modalità di flessibilità attuativa, le quali dovranno essere puntualmente definite in sede di regolamento comunale. Si propone di respingere l'osservazione. Grazie. Interventi? Capogruppo Favaro. Sì, grazie. Onestamente non comprendiamo la motivazione per cui si propone di respingere questa osservazione, nel senso che l'osservante, signor Bozza Alessandro, chiede
chiede di individuare un posto barca per l'ormeggio nella sua unità peschereccia, essendo egli pescatore professionale, e la possibilità di costruire una cavarra preesistente. Mi sembra che questo sia come dire, l'oggetto del piano, il tema stesso del piano. Posizionare sugli specchi acquei la previsione delle possibilità di approdo per una portobarca o la possibilità di realizzare una cavarra. E si dice che il piano già consente questa cosa, e quindi non si accoglie l'osservazione, ma il piano consente in generale il posizionamento ovunque di approdi di cavarre o solo dove il piano prevede queste? Perché se l'osservante ha avuto la necessità di presentare questa osservazione è perché il piano non prevede ad oggi la possibilità di realizzare un approdo e una cavarra. Quindi se non prevede oggi, come potrà prevedere domani questa possibilità? Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Però se nessuno risponde. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? 2. Astenuti? 2. Il Consiglio approva. Numero 3. Osservazione di De Vito Delfino. Passo la parola al Sindaco per la lettura. De Vito Delfino presenta la richiesta dell'osservazione del 5 maggio 2016 a 15.218 il protocollo. L'osservante, rilevato che ha acquisito parere favorevole dal genio civile della provincia di Venezia per l'occupazione di spazio acqueo e la realizzazione di una bilancia da pesca sportiva lungo il fiume Livenza, chiede di ricomprendere l'area per la localizzazione della bilancia nel piano adottato nell'ambito della scheda di variante numero 15. Controdeduzione non accoglibile, in quanto sia la localizzazione che la quantificazione del numero di bilanci a pesca costituiscono esclusiva competenza della pianificazione attribuita alla città metropolitana di Venezia, alla quale la variante al piano degli interventi sia adeguata. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni relative alle tipologie, alle dimensioni dei manufatti, alle tecniche costruttive, ai materiali previsti e ai elaborati tecnici alla variante P, elaborati in ottemperanza alle indicazioni di cui alla pianificazione provinciale o la metropolitana di qui sopra, pertanto si propone di respingere l'osservazione. Ricordo l'obbligo di assentarsi. Ci sono interventi. Capogruppo Favaro. Rispetto a questa osservazione condividiamo la controdeduzione proposta, in quanto è chiaro che lo strumento di riferimento per il posizionamento, la localizzazione e la quantificazione delle bilance da pesca è la carta etica provinciale, e il piano di cui stiamo discutendo invece definisce le tipologie, le tecniche costruttive, i materiali, eccetera. Quindi condividiamo la controdeduzione che propone di respingere l'osservazione. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 12. Contrari? 0. Astenuti? 2. Il Consiglio approva. Numero 4. Osservazione di Padronetto Massimo e Padronetto Federico. Lascio la parola al Sindaco. Padronetto Massimo e Federico, protocollo 15.219 del 5 maggio 2016. Gli osservanti sono in possesso di una concessione per un impianto fisso di pesca a bilancia. Con l'osservazione comunicano che intendono presentare il rinnovo della concessione dello spazio acqueo per la bilancia alla Regione Veneto, disponendo del parere favorevole già emesso al genio civile con mantenimento del manufatto esistente. Controdeduzione non è accoglibile in quanto non pertinente per le ragioni precisate nella controdeduzione alla precedente osservazione numero 3. Come già evidenziato, manufatti e strutture dovranno comunque adeguarsi a quanto prescritto dalla documentazione tecnica della variante al piano degli interventi, pertanto si propone di respingere l'osservazione. Ricordo l'obbligo di assentarsi. Ci sono interventi. Capogruppo Favaro. Le stesse motivazioni dell'osservazione precedente, noi voteremo a favore rispetto alla proposta di respingere l'osservazione.
Procediamo alla votazione, voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 2. Il Consiglio approva. Numero 5. Osservazioni di Surian Nautica di Surian Marcello. Ricordo l'obbligo di assentarsi, lascio la parola al Sindaco. Surian Nautica di Surian Marcello, 6 maggio 2016, protocollo 15.276. La ditta richiede la possibilità di individuare degli attracchi nello specchio acqua posto tra il cavalcavia Negrelli e l'approdo pubblico lungo il corso d'acqua del canale Setta al fine di ampliare l'attività dei servizi da nautica. Per tali aree la ditta ha già ottenuto parere favorevole del Genio Civile di Venezia, istanza archiviata dal Genio Civile nel 2014 in mancanza di titolo edilizio, e dai sistemi territoriali servizio ispettorato in porto della Regione Veneto. Contro deduzione non ammissibile. Si ricorda che la presente variante P non prevede la diretta assegnazione degli spazi acquei, ma si limita a indicare la riorganizzazione delle infrastrutture al servizio della navigazione. A monte e a valle del cavalcavia Negrelli sul canale Setta, all'interno dell'ambito a cui si riferisce l'osservazione, è prevista una lieve riduzione del numero totale di ormeggi, seppure a fronte della definizione di limiti di flessibilità sia quantitativa che localizzativa. In ogni caso le modalità che fanno capo alle richieste dell'osservante saranno definite dal regolamento comunale. Si propone di respingere l'osservazione. Grazie. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro. Chiedo il perché, il motivo di questa scelta pianificatoria, ossia la previsione di ridurre, seppur lievemente, il numero di ormeggi in questo tratto di canale Setta. È una valutazione politica che ha fatto la maggioranza, come questo, così in altri ambiti è prevista una riduzione, in altri ambiti è prevista invece una pianificazione in aumento, in altri in consolidamento. Altre osservazioni? No. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 2. Il Consiglio approva. Numero 6. Osservazione di Bortolussi Filippo per conto della società Duilio SAS di Ferdinando Bortolussi. Ok, l'obbligo di assentarsi è stato rispettato, lascio la parola al Sindaco. Bortolussi Filippo per conto società Duilio SAS di Ferdinando Bortolussi. Protocollo numero 17.556 del 26 maggio 2016. L'osservante, avendo intenzione di richiedere in concessione degli spazi acquei da attrezzare per l'ormeggio lungo la sponda a sinistra del fiume Livenza, chiede di poter prevedere spazi acquei da attrezzare per l'ormeggio su tale tratto fluviale, dalla bilancia da pesca citata al fronte stradale della provinciale Sanona Caule, escludendo i fronti posti in prossimità di abitazioni. La controdeduzione non accoglibile, in quanto trattasi di una richiesta che va oltre i limiti quantitativi e dimensionali della variante appena degli interventi, proponendo una densità di infrastrutture che contrasta con la finalità della variante medesima. Pertanto si propone di respingere l'osservazione. Interventi? Capogruppo Favaro. Allora, premesso che in generale per posizione, chiamiamola culturale oltre che politica, personalmente io sono per il contenimento in generale della nautica e quindi del traffico acqueo generato dalla nautica, soprattutto quando questo traffico acqueo interessa ambiti di pregio ambientale. Premesso questo, io credo però che questa variante, tra gli obiettivi strategici che avrebbe dovuto porsi, avrebbe dovuto mettere in conto anche la necessità di alleggerire alcuni ambiti, come mi riferisco al tratto terminale del canale di Cesolo, che sono soggetti ad una certa pressione di tipo ambientale dovuta alla nautica, magari traslocando, spostando, trasferendo parte dei posti barca attualmente presenti in altri ambiti, in altri canali o fiumi, come in questo caso il tratto terminale del fiume Livenza, che per le loro caratteristiche ambientali
e soprattutto anche per le caratteristiche del territorio che si affaccia a questi specchi acque, magari avrebbero potuto sopportare meglio la pressione ambientale derivante dalla presenza di posti barca e poi nella fase di esercizio di utilizzo di questi posti barca la pressione derivante dal traffico acqueo. In realtà però vediamo che questa variante fa un po' il contrario, cioè su canali che già sono interessati da presenze di posti barca e quindi traffico acqueo e su specchi acquei come il tratto terminale del fiume di Venza, hanno caratteristiche tali da poter sopportare meglio rispetto ad esempio a Nicesolo traffico acqueo. Su questi tratti, su queste aste fluviali o canali, i posti barca vengono o limitati, contenuti rispetto allo stato di fatto, o non previsti, come in questo caso. Ad oggi lo stato di fatto non vede la presenza di posti barca e la variante conferma la scelta di non posizionare di posti barca. Al contrario invece sul canale di Cesolo abbiamo un incremento di posti barca rispetto allo stato di fatto e un incremento del numero di cavalle che si possono realizzarvi. E questo questo è un po' assurda, un po' paradossale come scelta. Come strategia sarebbe stata a nostro avviso più logica la strategia di dire bene, spostiamo la pressione su specchi acquei che hanno caratteristiche e sensibilità ambientale e naturalistica inferiore rispetto a specchi acquei interni all'ambito lagunare. Allora, senza entrare nel merito poi dell'assegnazione di questi posti barca, se sia giusto o sbagliato rispondere positivamente alla richiesta di un soggetto che chiede di poter disporre di un certo numero di posti barca, perché poi l'amministrazione potrebbe decidere di assegnare direttamente i posti barca attraverso le modalità definite dal futuro regolamento per privilegiare ad esempio i residenti, evitando che ci siano situazioni di posizioni di rendita che qualcuno si può creare intestandosi una concessione demaniale e quindi poi costringendo tutti a passare attraverso, quindi senza entrare nel merito di come vengono assegnati i posti barca, ma la semplice collocazione nel reticolo fluviale idrografico del nostro territorio, a nostro avviso non sarebbe stato sbagliato prevedere qualche posto barca in più nella parte terminale del fiume di Venza, se questo poi comportava un alleggerimento rispetto ai canali di Cesolo. Questa variante invece va in direzione opposta e questo non ci pare condivisibile. Per questo noi rispetto a questa osservazione esprimeremo voto di astensione. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli 9, sì. Contrari 0, astenuti 4. Il Consiglio approva. Numero 7. Osservazione di Iseppi Marilena. Ricordo l'obbligo di assentarsi e lascio la parola al Sindaco. Giuseppe Marilena presenta l'istanza del 27 maggio 2016 a protocollo 17.672. L'osservante richiede di mantenere un pontile esistente da 50 anni a servizio della residenza collocata in un edificio rurale recuperato quale elemento contestuale un insediamento tradizionale e di caratterizzazione del paesaggio fluviale. Contro deduzione, l'osservazione non dà luogo a procedere in quanto la fattispecie è contemplata negli appalti tecnici della variante piano degli interventi tipologia di tracco singolo, a condizione che l'occorrenza sia contestualmente contemplata anche nel regolamento comunale. Si propone pertanto di respingere l'osservazione. Ci sono interventi? Prego, capogruppo Fabro. Domanda:
dove è posizionata questo posto barca che si chiede di ripristinare? Allora, chiedo al dirigente di raggiungere gli elaborati grafici e contenuto perché li dobbiamo aprire ed esibire. Grazie. Buonasera. Sì, l'osservazione fa riferimento a questo pontile a servizio di un'abitazione situata in fregio all'argine sinistro del fiume Livenza di fronte al mappale, qua c'è il numero dei mappali, esistente fino agli anni 70. Praticamente corrisponde all'abitazione della richiedente, nel senso che ha questo pontile da parecchio tempo. Qui c'è l'estratto catastale. Se vuole raggiungerci per vedere l'elaborato grafico. Possiamo liberare il dirigente? Prego il capogruppo Paolo, ma posso liberarlo o no? Ascoltate la nostra cortesia. Ok. Allora, quindi, se ho capito bene dalla controdeduzione, la richiesta non è di per sé non accettabile. Cioè, il pontile, con il piano approvato, questo pontile esistente da 50 anni potrà essere confermato benché non individuato nella variante. Perché, stando a quel che avete scritto nella controdeduzione, gli apparati tecnici della variante consentono questa fattispecie, contemplano questa fattispecie, anche se c'è un elemento di aleatorietà, perché non si sa ancora se sarà contemplata anche nel regolamento comunale. Quindi c'è un margine di incertezza, quindi di fatto si rinvia al regolamento comunale, se ho capito bene. Risponde il sindaco. Sì, effettivamente sì, stiamo aspettando la risposta della Regione se la bozza di regolamento che abbiamo inoltrato trova parere favorevole, perché effettivamente il regolamento dovrà prendere in considerazione nella formazione poi dell'ordine di privilegio nell'assegnazione di posti tra residente e non residente, tra titolari di licenza di pesca piuttosto che di caccia, tra titolari tra non titolari di licenza, e dovrà tener conto anche il regolamento del fatto di poter dare o non poter dare un riconoscimento a chi ha un'abitazione o un casone in prossimità dello spazio acqueo dove potrebbe esserci la crollo. Quindi questo sarà però un oggetto che sarà trattato in sede di discussione del regolamento su cosa andare a privilegiare, quindi potrebbe esserci la risposta favorevole e anche no dal punto di vista regolamentare su questo profilo. Di fatto ci rimanga al regolamento. Grazie. Possiamo procedere con la votazione? Sì. Voti favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 4. Il Consiglio approva. Numero 8. Osservazione di associazione tutela Casoni Caule a firma del Presidente Denatelli Raffaele. Ricordo l'obbligo di assentarsi e lascio la parola al Sindaco.
L'istanza arriva al protocollo in data 30 maggio 2016 e quesita numero 17.776. L'associazione di possessori di casoni collocati in prossimità della sponda destra del canale Vicesolo, vista la scheda di variante numero 28, osservano il mancato rispetto della tipica aggregazione del casone cavolotto, costituita da un insediamento composto da casone, ghebo, cavana, e chiedono la riorganizzazione delle previsioni di variante secondo la predetta modalità, affinché possa conservarsi la tipologia aggregativa e relazione tra casone e opere accessorie. Controdeduzione proposta non accoglibile in quanto non pertinente alla finalità della variante al piano degli interventi, che ha per oggetto la sola regolazione delle modalità insediative riferite alle infrastrutture e non fatte a servizio della nautica. Inoltre si precisa che le modalità attuative per la realizzazione di manufatti di servizio della nautica contemplate nella variante al piano degli interventi saranno oggetto del regolamento comunale che definirà le modalità insediative, tenendo conto che comunque le assegnazioni dovranno far capo a titolari distinti e non ad aggregazioni di tipo associativo. Tuttavia si rileva che il contenuto dell'osservazione non è privo di fondamento, dal momento che la relazione intercorrente tra casoni e spazi accessori è indubbiamente rilevante, allo scopo di regolare e fornire le indicazioni per una corretta gestione di tali manufatti e relative pertinenze. È però necessario ricorrere a una successiva variante al piano degli interventi, mediante la quale individuare e disciplinare tali ambiti insediativi in conformità al PAT, mediante i casoni, ovviamente la pianificazione sui casoni, tesore e altro. Si respinge pertanto l'osservazione, questa è la proposta. Capogruppo Favaro? Allora, anche questa osservazione ci pare un'osservazione molto sensata, molto ragionevole, perché è fatta da chi vive tuttora l'esperienza, la realtà dei casoni, e chi vive i casoni sa bene che i casoni